quarantena la chiamano. Sì, una pratica in uso in questa città nei tempi antichi, quando era un impero. Tenevano a lungo le navi lontane, dovevano trascorrere, mi pare, 40 giorni per salvarsi dalla pandemia, cioè da me. Io dall'alto vedo queste casette, queste gabbie in cui cercano di ripararsi e mi diverto a questi spettacoli penosi. C'è una vecchia donna, ad esempio, barricata in casa che lavora per telefono e si riempie la bocca di smart working, di lockdown e rimpiange il tempo in cui si affacciava dalla finestra a lamentarsi del rumore dei turisti. Adesso c'è un silenzio metafisico. Oppure ce n'è un altro che era abituato a vendere pacchetti economici convenienti a tutto il mondo e rimpiange le valigie, gli aeroporti, il jet lag, quando dovrebbe pensare unicamente a quelle valigie che contano, quando farà il viaggio importante, quando lascerà questo mondo. Ma non ci pensa a quello e si umilia e rimpiange gli affari che faceva. Oppure c'è il capo della città, lo chiamano sindaco o major. E questo dà di matto, fa deliri di notte, sogna di incontrare dei russi per rilanciare la piazza. E si mette a parlare con un russo, ma io che so le lingue, mi chiedo come poteva comunicare questo capo veneziano con un fantasma russo. Ma è la quarantena che fa questi scherzi. Io non so cosa dire a questa gente, se non quella di prepararsi, perché ormai manca poco. Ve lo dico io. Per quanto cerchiate di fare, per quanto vi distraete, per quanto guardate ogni giorno i bollettini sulla curva, non c'è niente da fare. È questione di giorni, di mesi o di anni, ma poi è finita. Lo capite? Ah, guarda che assona. Non la sopporto sta sveglia, non la sopporto. Allora, che stanchezza. Rivoglio la mia sveglia, quella veneziana, quella naturale, anche corale. Sì, quella fatta da quei che preparava i bar qua sotto in corte. Aspetta, quanti c'era? Sa, 5 bar. E poi anche quella fatta dai trasportatori, chi parlava con quei che preparava in bar. Io ero in fondo in canale e questi qua sono in corte. E poi i megabbiani. Ah, i megabbiani tutti puntuali, tutti in coro, ai 7 a mattina. Mamma mia, beh, sono proprio stanca.
mi pare di non aver dormito niente. Spegniamo sto suono e cominciamo un'altra giornata di lavoro. Sempre in smart working per colpa di sto coronavirus. Perché siamo, come si chiama, aspetta un attimo che non mi ricordo, lockdown. Ma non si poteva dire più semplicemente sereve da notte. Ma senti che silenzio. No, che c'è nessuno. E finestre da casa di fronte, quasi tutte serraie. Già tutti B&B. Ma anche i cocai e i colombi se andai via. Sì, cerca qualcosa da mangiare. Noi ga più e briciolini tocchetti de pan che vi può rubare da qui che già la sentai sul bar. Ma sento parfum. Senti, è la signora de sotto che ha Dio tirare la corda per stendere la biancheria. Beh, ma demos una mossa. Impissemo il modem. No, il segno è ancora rosso, no, maledetta fibra, maledetta che a volte che so passare la fibra. Vedrà signora, la sua connessione sarà molto più veloce, sarà molto più contenta. E a fibra a Venezia? Me lo ricordo ancora, mi si è venuto in corte, cavà i masini, scavà, fatto un bel buso, messo i cavi, ricoverto tutto, sega porta via i masini e gli ha messo un rettangolo con i bordi di acciaio, una bruttura, ma dere mengo tutti. Mi tocca spegnere adesso 2 o 3 volte il modem. Aspettar, così magari speriamo che funziona. Beh, aspetta che guardo. No, dai, adesso funziona, manco male. Respiriamo e sentiamo ancora sto silenzio. Oh, no, che c'è nessuno. Neanche una barca in canale, neanche una piccola onda. Ma, guarda, e passa quel matto. Quello che quando andavo a lavorare era sentato in bar e quando tornavo dal lavoro era sempre sentato in bar, ma su quel di fianco però. Quello che si gava tutti i momenti, anche a mezzanotte. Spassino, pronti! Ma era un can. Non sapevo che avesse il can. Aspetta, che cane lo conosco? Sì, se quello del fio biondo, quello col barchino verde, quello che mi ha aiutato a buttare fuori le robe dal magazzino dopo l'acqua grande. Ma perché Gaiù il can? Che il fio biondo sia mai che abbia acciappato il coronavirus, che sia in quarantena o magari non speai. No, aspetta, mi faccio mi ciappar massa dall'ansia. No, magari anche prima lo portava fuori, so che mi non ero a casa per vederlo. Cosa è adesso? Dio, sì, aspetta. Pronto, sì, ciao, sì, tutto bene, sì, anche a me, anche i nevodi, sì. No, che c'è tanta cosa sul mercato, no, non ho visto come in TV quello che succede a Mestre, no. Ma no, cosa TV? Neanche siamo pochi. Pensa, l'ultima volta che sono passato per farmacia del San Bordo il contatore segnava 52.000 persone. E cosa ti vuol che mangia 52.000 persone? Cara, sì, i skate, nient'altro, skate subito, tanti, via, verso i bar, verso osterie, con i cicchetti tutti uguali, un tocco di panco, solo qualcosa, e verso tutti i B&B, anche i piantera, così che ha visto l'acqua grande in diretta. Ma che va da remengo, riso skate, ma dai, ma scusa, pensa un attimo, se Venezia adesso che fosse più famiglie, più studenti, più lavoratori che abita, ma ti potrei, che sarebbe stata un'altra vita, ti potresti chiamare un idraulico senza pagare 50 euro di sovrapprezzo? Sì, cara, sì. I vieni tutti da fuori e quindi è il tempo che perde per venire a Venezia ti fa pagare a te? No, cioè, a me è successa a mia altra volta. Ma ascolta una roba stramba, che ho visto e a gente che veniva fuori dai supermercati, coi carei, codrento, ma tanta carta igienica. Ma mi non so, non ho sentito che il coronavirus produca dissenteria.
Ah, ti ragione, forse si ha paura del virus. Beh, ascolta, adesso bisogna che te alza perché scominci le videochamai, eh. Ma ora ste videochamai. Si sentimo stasera, sì, dai. Buondì, sì, 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 ciao, ciao, ciao. Aspetta che mi metta un tocco di colore perché sennò par una morta. Eccomi qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci siamo tutti? Un attimo che verifico. Sì, 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 mi sembra di sì. Bene, allora possiamo cominciare e ripartiamo da come ci eravamo lasciati all'ultima riunione che dovevamo vedere che... Pronto? 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 No, modem fibra mai detta! Mi tocca fare un altro lavoro adesso, dai, fermo qualcos'altro. Tanto aspetta un attimo, cavo sta roba. Ma senti, senti, senti che silenzio. Si sentono persino le rondini. Adesso però che penso? Di sera non vedo più i pipistrelli e neanche non li sento più. Che strano. Ah, Madonna, riprendiamo il lavoro. Al manco un caffè con la moca, ma godo a tenermi sveglia. Ma che ora è? Madonna, quasi è 5. Aspetta che ricominciamo. Però go gli occhi che mi si incrociano, che vedo più dopo tutte queste ore a computer, questi computer piccoli. Ma cosa è che mi aveva detto qui dell'amministrazione? Ah, sì, sì, sì. Guardate cosa altro per 20 secondi. Vado, dago un'occhiata ai miei fiori. Sì, guarda, me già ero proprio smentegata, che c'è ancora è iniziò il taccai fioriere, sì, quello dove che avevo scritto io abito qui, tenete basso il volume. Già, prima non lo leggeva nessuno, adesso non che c'è proprio più nessuno, no, non che c'è più i 5 bar, beh, ma io che ho cavava. Ma guarda anche i miei fiori però. Ah, sta male anche ori. I gacciapa di nuovo a farfallina, quella che viene dal Sudafrica, i mortuti no, che c'è niente da fare. Ma è ora quel che dice. Quel che dice se è vero, non che sei più pipistrei. I fiori ciapa e farfallina sudafricana. Il mio lenzuolo è tutto grigio. Allora esistono davvero i danni del cambiamento climatico? Non c'è l'allarmismo! Che sia qualcosa anche tra cambiamento climatico e coronavirus. Madonna. Guarda, è passato di nuovo. Devo passare di nuovo quello matto, quello dei spassi impronti. Non ha più i bar dove andare. Ma che un altro cane. Ma quanti cani è il gatto? Ma quanti cani è il portaspasso? Saranno anche stufi sti cani dell'andare su e su per a corte. Beh, al manco non si potrà dire che non c'è neanche un cane in giro. E ti sa che go capio? Go capio se ti ga un can. Ti può andare fuori quando ti vuole, dove che ti vuole. Sì, sì. Gli ha scritto nelle ordinanze che se ti ha un cane è giusto portarlo fuori da fare i suoi bisogni. Non gli ha mica detto che il cane ha da essere tuo e neanche quante volte ti ha andare fuori e neanche che ti ha da portare fuori sempre lo stesso cane. Ah, non posso credere che il matto si diventa, come si dice, aspetta, accompagnatore di animali domestici, che è gratis per giunta. Ma cosa succede adesso? Cosa succede? No, anche sto pomeriggio si canta, dai finestre. Ma cosa che sei da cantare? Cosa sei sta novità? Sono stufa, rivoglio il mio silenzio, non voglio sentire altri rumori, voglio il silenzio. Cosa? Alle 18 dei pomeriggi si canta, dalle finestre, e si suona anche. Ma, scusa, che ore è? Quasi le 18. Scusa,
Ma oggi cosa si canta? Bella ciao! Arrivo, arrivo! Una mattina mi sono svegliata in me cocai, dove sei me cocai? E se arriva l'invasor. Sto mangiando troppo. Antonia non parla di altro. Mangiare, mangiare. 3 volte al giorno a orari fissi. Cose buone, cose fatte in casa, per carità. Però io fisso. No. Ma cosa dico? Croce fisso in questo posto. Lasi anche a casa tua, dice lei, no? Vedendo quante volte guardo la valigia che quello l'ho abbandonata lì per terra 3 settimane fa. Piange anche lei, più stive zeppe, più niente scivolate e strattonate sui nastri trasportatori. Mia vecchia compagna di avventure. Affari, viva Venezia! Avevo creato un'azienda coi fiocchi. Lo dico io, ma anche gli altri, con i miei progetti promozionali, sono riuscito a lanciare Venezia nel mondo. 2 giorni a New York, uno a Tokyo, dopo Mosca, Hong Kong, Dubai, a vendere Venezia a sti cani dei turisti che adesso li vediamo col cano Cial. Adesso niente, è passato un mese e chissà quanto ancora. Ste notti capita che mi sveglio all'improvviso alle 2, alle 3 del mattino e oddio, ho perso l'aereo. Cosa? Oh, no, era un sogno. E allora sospiro di sollievo, ma di malinconia. Magari avessi perso davvero l'aereo. Vorrebbe dire che posso prendere un altro, ancora un altro. E invece qua, in ciodà, e gli affari a remengo. Dopo mi riaddormento e mi trovo di nuovo in aeroporto. Ma no. Ma non importa dove, in aeroporto. Importante è che riprovo quel senso, quel brivido di libertà. Non sono più veneziano, ma quell'essere in between che sta tra che vaga fra i paesi, fra le cose, fra le persone, fra le lingue, che cambia in continuazione dovunque vada. E dopo mi sveglio
Eh, però adesso non puoi più andare da nessuna parte, cretino! E resti invece qua, fermo, nella tua casa di Burano, a fare sempre le stesse identiche cose! Ma, Tonia, sai questa? Sono stufo di sentirmi dire che il presente è infinitamente più interessante quando lo vivi con tranquillità, osservando le cose con calma. Col cavolo! Concentrite, tesoro. Concentrite sulla bellezza della rosa Sala, la rosa Sala, che si è sbocciata in giardino. Mi diceva ieri, Rosa, ma quale Rosa? Ma Vara e Mengo, non me ne frega niente. E poi c'è una cosa che penso, ma non gliela direi mai. Potrebbe venirle voglia di partire con me in Oriente. In Oriente ci sono fiori infinitamente più belli, infinitamente più profumati. L'uomo con la valigia in mano si precipita inutilmente per prendere l'aereo per Londra, con transfer immediato per Sydney. Muore in aeroporto poco dopo. Zitta! No! Antonia, no, mi dispiace, ma non è la stessa cosa vivere queste cose in prima persona e guardare l'ultima fiction su Netflix. Questo mi fa male al cuore. Mi sento di morire, mi sento morto di stanchezza dopo quel viaggio di 25 ore fino all'Australia. L'ultimo prima del lockdown. A Sydney, appena sceso dall'aereo. Non vado a dormire, corro a fare la mia parte di uomo brillante, sempre su di giri, specialista di switching, dovunque, secondo la fascia oraria, ma anche nelle situazioni più disparate, con perfette sconosciute. Parlo 9 lingue, sì, va bene, lo ammetto, le parlo tutte da cani. Comunque mi faccio capire, no? Quel poco che serve per interagire, per affascinare e fuggire veloce. My name is Speed. Get it? Il mio nome è velocità. Capisci? Basta, sta zitto, cretino. Non è più così, non è più così. La velocità è sparita con la quarantena. Lockdown, sì, è la parola, lockdown, dice tutto. Chiuso sotto chiave, incatenato, imprigionato. Sì, sono in lockdown. Il primo giorno del lockdown ha messo fine al progetto più bello, più ambizioso della mia vita. Avevo già pensato al lancio pubblicitario. Palazzo Ducale, trasformato in albergo a 10 stelle per sceicchi e oligarchi. Una notte romantica nell'appartamento del Doge. Oppure, sentiti Casanova, prova il brivido della fuga sui coppi. Casanova, lo sento del sangue, e chissà che non sia anche un mio antenato. Beh, vai, lasciamo stare. Tariffa doppia per la camminata sui coppi. Chiaro che quando usciremo da questa situazione qualcosa l'avrò imparata anch'io, sì, a viaggiare ancora di più. Gli aerei inquinano l'ambiente. Me ne frego!
i prodotti delle multinazionali sarebbero gonfiati da veleni, conservanti. Me ne frego! Quella gente lì, quelli che dicono che faccio male, vogliono farci tornare alle caverne. Piuttosto moro prima! Moriremo tutti prima, ma alla grande. Intanto godiamoci il brivido, i guadagni illimitati di questo mercato globale. Almeno finimo in bellezza, no? Tutti i giorni parlo con gente varia, in Cina, in India, in Arabia. Abbiamo progettato dei pacchetti turistici, mica male di recente. Sono stato ore a zoomare con loro, a immaginare nuove vacanze strepitose. The sky's the limit, come dicono là i cosi americani, al pensiero di tutti quei dollari che aspettano di mettersi in moto. Ma sento di nuovo l'adrenalina, no, nelle vene. Ma loro, i colleghi sparsi nel mondo, no, non dicono più allora Between. Mi chiamano ormai tutti così nel nostro ambiente, no? Between, quando è che vieni a trovarci? Dopo il lavoro? Facciamo una bella cenetta, eh? Dai, che sappiamo che sei in Casanova, Venetian style. No. Ma capisci, gli dico, ormai non serve, gli affari funzionano lo stesso, anzi meglio, tanto per iniziare meno costi di trasporto, gli aerei, i taxi, gli alberghi, costano, e ho paura, davvero paura che quei pacchetti nuovi finiranno a benedirsi e con loro la mia vita di prima sarà finita. Cosa? Antonia. Come? Antonia, devo andare. Muovite dai, fermo due passi, fino all'esattare prima di cena, col piccolo. Uffa. Guardati che roba. Pronto? Pronto? Non sento. Sì, adesso la vedo, ma non la sento. Pronto? Pronto? Sì, adesso sì, mi pare, la sento. Lei mi sente? Oh, sì, va bene. Oh, bene. Finché dura, questi affari non si sa mai. Dunque, sì, possiamo cominciare l'intervista. Sì. Come che sto? Mi chiede come che sto. Adesso sto meglio. Sto sempre qua, da solo nel mio ufficio, giorno e notte. Mi sono fatto mettere una brandina dello studio. Cosa che faccio? Supervigiono la situazione, è vero. Sono in libertà, come che vede, con la maglietta della salute. Anzi, mi voglio scusare con lei. Ma ho chiesto se qualcuna delle mie dipendenti voleva offrirsi volontaria per stirarmi la camicia. Ma nessuna si è fatta avanti. E se tutte in smart working. Cioè, non sono più le donne di una volta. Come ho detto, controllo la situazione. Per sto maledetto virus adesso siamo vodi, spompati, gli alberghi deserti, nei bed and breakfast, mi fa ballare di sordi, come che diciamo noi altri. Di qua mi tocca stare sera nel mio ufficio, in isolamento, invece che girare per la campagna elettorale. Di chi sono le responsabilità per le cose che non vanno bene? È tutta colpa del governo, della regione, del prefetto. Ordinanze contro ordinanze, basta godito, apriamo tutto, apriamo anche i cimiteri, vado mica a chiave a vederli. E sono andato personalmente in cerca della chiave per tutti gli uffici del comune. Mi crede? Ho trovato di tutto nei cassetti dei miei dipendenti in lockdown, anche cose
che è meglio non dire, è vero. Ma sta chiave del cimitero io non l'ho trovata. Ma mille colpe, guardi, non ne ho nessuna. Voglio bene la mia città, adesso vederla così vuota, deserta, coi cocai su e rive a far da paroni, mi stringe il cuore. Come chiede? Ah, qual è il mio piano per la ripresa della città? È semplice, aspetto che passa sto maledetto virus. E se non passa? Passa tutto, è passata perfino la signora peste, figuriamoci se non passa anche sto virus cinese morto di fame. Non ho nessun progetto. Ma certo che io ho. Prima di tutto di presentarmi alle elezioni, va bene. Ma ho anche un grande progetto per la ripresa a settembre. Voglio un settembre ruggente, esplosivo. Faremo i fuochi. Per la ripartenza daremo uno spettacolo memorabile a tutto il mondo. Ma le confesso che dopo quello che mi è successo sono un poco triste, depresso, insomma. Ho avuto anche dei momenti brutti, anche la solitudine, sa, fa brutti scherzi. Lei vuole sapere com'è successo il patatrack? Mi costa, sa. Mi costa molto. Lo faccio per amicizia verso di lei, glielo racconto. Ma prima mi devo proteggere un po', perché mi sento male se lo ricordo. Mi scusi? Un attimo solo. Dunque, l'altro giorno ero come al solito in ufficio e stavo facendo un po' di relax in poltrona, sa, tutto il giorno a far solitaria davanti al computer, stanca, E quando mi pare chi batte la porta e viene avanti il mio segretario. Fermo Sandro, gli dico, non state avvicinare? Scusi sindaco, e mi dice, ma sono un po' agitato. Qui fuori c'è un signore, ha una specie di vestaglia rossa e una corona in testa e anche una cetra in mano. Ci penso un attimo. Mi dico, Sandro, ma chi è? Mi viene i brividi. Sandro, non ho nessun appuntamento. Corona in testa, vestito rosso. Non ti capisco chi cos'è. Mona, te lo dico, mica cos'è. È del signor coronavirus in persona. Per carità, fallo andare via, non farlo entrare per nessun motivo. Mandalo via, sbarra la porta. E mi butto sotto la tavola così come che sono. Ma il mio segretario non fa in tempo a chiudere la porta, che qui ho già dentro. E da sotto il tavolo lo vedo con la corona in testa e una vestaglia rossa che poi era una toga. Per me, glielo dico in confidenza proprio, è stato davvero un momento brutto. Ho pensato, addio elezioni, addio spritz gratis all'Aris Bar, per me è finita. Intanto lui si guardava intorno perché non vedeva nessuno. Io gli ho buttato un occhio da sotto la scrivania, l'ho osservato. Chi è, mi chiedo, non lo conosco, mi sembra spiritato, ma tranquillo, e così prendo un po' di coraggio. Intanto Sandro se l'era svignata, sto Mona, mi lasciava solo nel pericolo. Pronto? Da via, pronto? Non vedo più, pronto? Pronto? Ecco, se dà il collegamento. Pronto? Sì, adesso la vedo di nuovo, ma è paio come morto? Come mai? Oddio, anche io, no. Pronto? No, adesso la vedo, che torna anche sui colori. Mi sente? Sì, bene, anche a me, finalmente. Insomma, anche capio. Lui stava tranquillo e si guardava intorno. Io lo osservavo da sotto il tavolo e pensavo, è troppo grande per essere un virus. Mi hanno detto che i virus sono piccoli che non si vedono. E poi, cosa ci fa il coronavirus con la cetra in mano? Infatti, mentre lo guardo, lui comincia a cantare con se compagna qua, eccetera. Mi dico, mi ragiono tra di me. Se canta, non può essere il coronavirus. Si è mai visto un virus che canta? E così prendo coraggio e mi alzo da sotto il tavolo. Scusi, signore, chi è? Cosa desidera?
Buongiorno, signor sindaco, mi risponde. Sono Vladimir Vladimirovich Kovidin. E mentre parla continua a strimpellare, eccetera. Kovidin, mi dico tra di me. Ma com'è che non si chiama coronavirus? E se foresto? E pur sto nome non mi suona tanto nuovo. Ma è russo? Gli chiedo. Da, sono russo di Vladivostok, vengo da lontano. Scusa, ma come sai che parla italiano meglio di me? Ho studiato i servizi segreti. E per gentilezza può dirmi che cosa vuole? Sono venuto a fare proposta. Ho letto sul giornale di Vladivostok che lei può far ripartire Venezia in settembre. Sì, voglio farla ripartire alla grande. Ho letto che vuole fare fuochi. Sì, io dico tanti, come non se ne sono mai visti. Bene, dice lui, ho portato 1 quintale di tritolo. Tritolo? E perché farne? Da, lo mettiamo un po' di qua, un po' di là, e tutta la città brucerà come fiammifero, farà tanto caldo, se non basta ne faccio arrivare ancora, non è problema, a Vladivostok abbiamo grande fabbrica di esplosivi. Sono poeta, ho composto ode che canterò sopra incendio del campanile di San Marco. Farò come Nerone mentre Roma bruciava. Tutto sarà rosso di fuoco e calore salirà al cielo. Oh Maria Santa! Anche a Nerone, piromane, da Vladivostok che voleva adesso, mi dico tra di me. Aspetti, c'è un equivoco. Niet, non c'è nessun equivoco. E me figa, io, tutto sfogonà con gli occhi fuori dalla testa. Lei ha detto di fare fuochi, io sono venuto da Vladivostok, canterò Venezia che brucia. Un momento, gli dico, si calmi. Mi pare che lei voglia bruciarmi me. Mi sento male, ho bisogno di un po' d'acqua. Scusi. È vero, ho parlato di una ripresa esplosiva e di un settembre ruggente. Ci saranno le elezioni. Se non riprende la giostra, so finio. È vero, ho detto che dovevamo fare i fuochi, ma non come intende lei. A Venezia fare i fuochi vuol dire dare uno spettacolo di fuochi d'artificio. Va bene, mi dice lui. Se non vuole tritolo, possiamo dar fuoco a tutto usando fuochi d'artificio. Ce ne vorranno tanti, sarà più complicato, ma non è problema. A Vladivostok abbiamo grande fabbrica di fuochi d'artificio, da? Facciamo aurore boreali per tutta Siberia. Sarà spettacolo da far venire brividi, farà tanto caldo. Ho già tanto caldo. E i brividi già adesso? No, mi ascolti per piacere. Se mi toglie la città, cosa faccio? Cosa faccio io? Torno in campagna. E poi, se la brucio, è vero che mi sarò liberato dai rompiballe dei residenti, ma non verranno più neanche i turisti? No, concentriamoci su settembre. Penso a una grande festa, un concerto in piazza. Si ricorda quello di Pink Floyd? Quella gente fin ora i farà idea a piazza. Ecco, penso una cosa così. Il presentatore sarà lei, signor, come si chiama? Ah sì, Covidin. Ha già il vestito adatto? Ha già la corona? E la sua ode basterà che cambi qualche parola. Faremo i fuochi per tutta la notte, mobiliteremo tutti i tassisti, lancioni, vaporetti, topi da carico, barchini, li faremo correre avanti e indietro tutta la notte in canalasso e in laguna. Nessuno saprà che sono vuoti. Li faremo onde grande, con la sciuma, come una volta. Riapriremo la piazza, la riempiremo. Pagheremo comparse a fare da turisti, con tanta fame che c'è in giro. Come? Sì, anche comunitari, anche loro, tanto li paghiamo di meno. Daremo in mondovisione l'immagine di una Venezia piena, frenetica. Mentre dicevo queste parole, mi sentivo che mi girava la testa, avevo tanto caldo, mi girava i brividi, mi venivano i brividi.
Allora ho avuto un attimo di dubbio. Ma lei, chi è? Chi è veramente? Il suo nome? Come ha detto che si chiama? Poi è arrivato il mio segretario, vestito da palombaro, con tanti palombari intorno. Mi hanno fatto un'iniezione. Ora sto meglio, molto meglio. Ma sto russo, chi c'era? Somigami. Mi sa che lavoro troppo. Questo sì. Ehi, dico a voi, sì, dico a voi, sono proprio contento. Sì, contenta, contenti, contente. Pensate tutto a voi. Siete voi che mi portate in giro. Basta uno scaracchio, un fiato, una monetina, un carciofo toccato senza guanti. E io vi entro in bocca. È facile. Vedrete fra poco. E poi, che meraviglia, ragazzi. Le strade vuote e questo silenzio che pare di essere non a Venezia, ma sulla Luna. Il momento però più divertente, credetemi, è quando alla sera vi riunite verso le 18 davanti a quella scatoletta che chiamate televisione, mi pare, e aspettate il responso, l'algoritmo. E magari in quel momento la mamma che è in cucina col mestolo e prepara la minestra si ferma un attimo, zitti ragazzi, zitti, che sentiamo le percentuali oggi sul virus, cioè su di me. E magari se la curva pare abbassarsi, voi gongolate, sciocchi. E c'è una cosa che mi sorprende, è il vostro cattivo rapporto col tempo. E già, perché è solo questione di attesa, anche se qualcuno tra voi oggi la fa franca, mi scappa dalle mani. Perché magari fingo di lasciarlo stare per un po', davanti a una sua pulizia più sistematica, davanti alla mascherina messa meglio sul muso che copre anche il naso. Questo, diciamo, scampato alla mia strage. Fra qualche tempo dovrà pure fare i bagagli e mettersi in viaggio. Cosa cambia fra adesso, fra 10-20 anni? Un'alternativa che avrebbe senso, a me, dico, sarebbe solo l'eternità. Chiaro? E dunque, su, ragazzi, si parte, in marcia! Quando pregate, quando alzate la testa verso l'alto,
verso il cielo, verso questo Dio nascosto. Voi pensate così di bloccarmi? Avete visto certi camion verso sera che escono dagli ospedali in fretta, senza che nessuno saluti gli ingombri da smaltire, senza le cerimonie, senza i congedi. Quella è la risposta, no? Nelle vostre preghiere. Io poi devo dire che ce l'ho a morte, coi camici bianchi, coi loro assistenti zoccolati, che vorrebbero rallentare il vostro esodo. È chiaro che sono spietato con loro perché mi danno fastidio, perché vorrebbero ostacolare la mia opera. È come in guerra, no? E quelli che vengono sul fronte, in prima linea, e dunque... E poi c'è una cosa che mi esaspera dei discorsi che sento fare nelle vostre casette, nei vostri condomini, quando dite "Ah, avrei potuto, che sfiga, non ci voleva", e i soldi spesi per l'abbonamento al Vaporetto o ai concerti della Fenice. O il viaggio, o la caparra, dico, anticipata, perché tanto non ci sarà nessun rimborso. Soldi buttati nel cesso, dite, no? E magari il capofamiglia aggiunge, vedrai, i nostri risparmi che fine faranno fra poco. Ma mi verrebbe voglia di dirvi, ragazzi, basta questi rimpianti, basta coi rimborsi, con le vacanze saltate, i concerti annullati, siete in marcia, io non ce l'ho con voi. Io non mi accorgo con voi, avete in mente le formiche? No, dico, quando un piede umano calpesta un formicaio, mica lo fa apposta, in modo personale, pensando alle formiche, non se ne accorge, no? Ed è quello che succede a me con voi quando mi ficco dentro i vostri polmoni, in mezzo ai vostri scaracchi, al vostro respiro affannoso e puzzolente. Mi viene forte e immediato l'entrare nelle vostre bocche. E quando vi truccate e quando fate i vostri selfie, che ve li scambiate per tirarvi su il morale, un momento da sinistra, no, vengo meglio a destra, col profilo, aspetta un attimo, il trucco e il parrucco, è come se vi preparaste l'immagine da mettere davanti lì, come lo chiamate, dove andrete a finire fra poco. L'immagine con la data della vostra nascita e della vostra uscita di scena. Ma tanto l'ho capito, non avete nessuna intenzione di andarvene. Tenete duro,
in questa quarantena. Chiaro, no? Siete aggrappati alla vita come delle cozze sugli scogli. È questione di abitudine, no? Vi svegliate ogni mattina sul vostro letto sudato e sporchiccio. E poi andate a guardarvi allo specchio, vi trovate disgustosi, invecchiati, non trovate una ragione, dico che sia una per continuare ad esistere in questa porca vita, come la chiamate. Eppure volete continuare a vivere lo stesso. Mi diverto anche a osservare i vostri giochini per distrarvi quando vi comunicate da una finestra all'altra cosa state facendo. Io ho messo a posto le pareti, ho ridato la dipintura, io ho controllato le foto nei cassetti. Io chiamo mio cognato l'idraulico che mi aggiusti il bagno da basso. Dico, perché lo fate? Dico, c'è una ragione. Ah, così vi distraete. È vero. Così non pensate al viaggio che vi aspetta. In questi giorni poi che viene giù la primavera e gli alberi ricominciano a buttare fuori i fiori e cominciate a uscire perché ci sono le prime autorizzazioni. Ecco, ieri per esempio mi sono messo alle Zattere, dove c'è un supermercato, e c'era una lunga coda, tutti con le mascherine, e una vecchia signora si è seduta su un ceppo di fronte all'entrata perché era stanca di aspettare, e subito un vigile, qualcosa di simile, l'ha come aggredita. Voleva farle la multa perché non si può. Non si può in quarantena stare fermi senza mascherina sul ceppo. E lei, protestando, è andata via. E la gente che guardava era contenta perché così guadagnava un turno. E poi dentro c'era una coppia di vecchietti e altri vecchietti, marito e moglie probabilmente, che facevano la spesa assieme. Una commessa si è precipitata a dire non si può, uno o l'altro, fuori uno o l'altro. E il vecchietto, il maschietto diciamo, ha avuto come un collasso e stava magari per morire in scena. Mi portavano il lavoro avanti, diciamo. E anche lì nessuno che ha protestato, ma qualcuno sussurrava nella vostra bella lingua cantilenante, il veneziano. Che esagerai, ma cosa hai fatto in fondo? Ma questa, signori miei, è la quarantena. Salve.